della Giunta di comunicare all'Aula rispetto alla trattativa in corso con lo Stato e quindi con il Governo per quanto riguarda il contributo alla finanza pubblica di Regione Friuli-Venezia Giulia. Lei ha definito la trattativa migliorativa, ma c'è ancora tanto da fare. Sì, negli anni successivi sono convinto che il Friuli-Venezia Giulia dovrà perlomeno arrivare a un contributo alla finanza nazionale paragonabile a quello delle altre speciali. Devo dire però che un dato vero è che se chiuderemo questo accordo pagheremo rispetto ai primi 3 anni di giunta PD e Serracchiani 834 milioni di euro in meno allo Stato, che vuol dire più risorse da trattenere per i nostri cittadini. Questa è una vera battaglia di autonomia. I punti più importanti di questo accordo? Sicuramente la parte finanziaria, ovviamente con questo risparmio importante per la nostra regione. Dall'altro lato una maggiore autonomia anche per quanto riguarda i tributi locali sugli immobili, dove vorremmo avere potestà di decisione esattamente come ce l'ha il Trentino, ma soprattutto l'impossibilità per lo Stato di alzare unilateralmente i contributi di Regione Friuli-Venezia Giulia. In passato lo Stato da solo, unilateralmente, poteva aumentare il contributo senza che la Regione potesse dire nulla. Con questo accordo si potrà fare questo soltanto se Regione Friuli-Venezia Giulia è d'accordo e quindi tuteliamo i nostri bilanci e i nostri cittadini. Si può dare una proiezione della percentuale di quanto si potrà abbassare nel suo mandato? Io le posso dire già adesso che proprio il paragone con i primi 3 anni del mandato PD vuol dire pagare il 30% in meno, qualcosina in più addirittura, rispetto a quanto il PD aveva dato da Regione Friuli-Venezia Giulia allo Stato centrale. Se l'accordo non sarà raggiunto prima del 28, siete pronti a presentare ricorso alla Corte Costituzionale? Assolutamente sì, io sono per tutelare la nostra regione indipendentemente da quale governo ci sia e quindi se l'accordo non è entro il 28, che è il termine ultimo entro il quale possiamo presentare ricorso, noi il ricorso lo presentiamo, poi se raggiungiamo l'accordo dopo lo ritiriamo, se lo raggiungiamo andiamo avanti con il ricorso. Siete pronti anche a rinunciare ai 2 ricorsi presentati in passato dalla Giunta Serracchiani? No, ricorsi sulla finanziaria Giunta Serracchiani non ce ne sono in essere. C'era un ricorso che dopo è stato il tutto ritirato perché l'accordo che ha siglato la Serracchiani ancora nel 2014 prevedeva il ritiro di tutti i ricorsi senza la garanzia però che lo Stato non potesse mettere misure unilaterali e questa è la grande differenza. Cioè ha ritirato un ricorso per avere uno sconto prima di 110 poi di 120 milioni all'anno, ma tutte le misure unilaterali lo Stato le poteva mettere comunque e quindi capite, avevamo le armi spuntate. Noi i ricorsi siamo disposti a ritirarli, ma aveva la garanzia che non ci chiedano un euro in più.